Grazie al gol di Alonzi, la Nuorese contro il Flaminia ha conquistato l'8ª vittoria stagionale che la lascia al quinto posto in classifica con 28 punti. Non è stato semplice perché gli ospiti hanno giocato una buona gara, ma la vittoria della Nuorese è meritata. I verdi-azzurri sono partiti bene, al sesto Cadau cross al centro, ma nessuno degli attaccanti riesce a deviare la palla in rete. La Nuorese ci prova all'8º con Fal che tenta di servire Alonzi, anticipato di pugno dal portiere Nasti. Il primo quarto d'ora è un monologo verde-azzurro, al 13° Cadao, servito da Danese, manda la palla alta sulla traversa. Veracchi al 14° costringe Brichetti al salvataggio in corner. Il Flaminia prova a reagire, al 19° sfiora l'1-0 con Ranucci che di testa centra la traversa. La replica della Nuorese arriva al 30° con un'azione sulla sinistra di Cadao. L'esterno si accentra e calcia in porta, ma Nasti si salva con i pugni e Capai non riesce a ribattere in gol. Al 38° arriva l'1-0 sugli sviluppi di un corner. Alonzi, imbeccato in aria da un colpo di testa di Tupponi sul filo del fuorigioco, manda la palla sul palo e poi ad insaccarsi alle spalle del portiere. Nella ripresa la Nuorese cerca il gol della sicurezza. Al primo Capai, lanciato da Veracchi, viene anticipato dal portiere. Ma il Flaminia, pur senza creare problemi dalle parti di Frasca, a mantenere il pallino del gioco. Il Flaminia replica al 22° con un grosso di Funari che attraversa pericolosamente tutta l'area verde-azzurra. Al 29° brivido per la difesa della Nuorese, Scortichini crossa per Ranucci che viene bloccato dall'ottimo Frasca. La Nuorese ormai agisce in contropiede come al 43° con Pugedu che fugge sulla destra e crossa per Capai che di testa manda la palla al lato. Cadao ci prova al 47° ma il suo traversone non viene sfruttato dal Del Sole. Il Flaminia sfiora l'1-1 con Gori che da 2 passi si mangia un gol fatto al 47°. A tempo scaduto l'arbitro Prior annulla per un fuorigioco dubbio tra le proteste degli ospiti la rete del pareggio siglata da Tartaglione.